sopra la base USAF di Aviano. Il caso dei palloni spia cinesi abbattuti dagli Stati Uniti porta l'attenzione sull'avvistamento da parte di una cittadina di Pordenone. L'economia ha rallentato, ma la recessione è scongiurata anche in Veneto. Il PIL del 2023 sarà più 0,4%, a dirlo gli ultimi dati della Camera di Commercio, che certifica il ritorno di diverse aziende a loro tempo delocalizzate. Dopo le proteste dei pendolari arrivano 3 nuove linee ferroviarie. Stop ai disagi, l'assessore De Berti, basta treni di serie B. Insulti razzisti all'arbitro durante la partita di seconda categoria Bessica-Fossalunga. Il giudice di gara interrompe la competizione. Gabriele Gravina: tutto il calcio deve combattere questa cultura becera. Bufera politica per la foto che ritrae il consigliere regionale Gio Formaggio con un mitra in mano durante una visita alla Fiera delle Armi di Verona. Frode fiscale scoperta dai finanzieri da parte di una società di Montecchio Maggiore. Le Fiamme Gialle denunciano il titolare e l'amministratore. Triplicati rispetto al 2021, i pellegrini tornano a Padova. L'appuntamento atteso è per domenica, la festa della Lingua del Santo e l'occasione per la Basilica di Sant'Antonio, che ha reso noto il movimento spirituale del 2022. San Valentino, festa degli innamorati e dell'amore. A Bassano, ai piedi del Ponte Vecchio, una statua speciale che oggi è stata tappa per molte coppie. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Prima di iniziare con i servizi, avete sentito tanti temi questa sera. Vi sottopongo il sondaggio che abbiamo lanciato in questa giornata in vista della nostra trasmissione di politica di prima serata Ring. Zelensky: ha ragione Berlusconi secondo voi sul trattamento che andava riservato al presidente ucraino? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per dire invece di no 0422 1626 690. State già rispondendo in tanti. L'esito, come sempre, in diretta questa sera a Ring, condotto dal nostro vice direttore Avarino. Si rincorrono dunque in questi giorni gli avvistamenti, veri o presunti, di palloni spia cinesi che consentirebbero di fotografare obiettivi militari sensibili. L'ultimo episodio della serie, segnalato ma tutto da verificare, riguarda l'avvistamento di 3 oggetti bianchi sopra la base USAF di Aviano. A darne notizia è il Gazzettino Online, che pubblica la testimonianza di una cittadina di Pordenone. L'avvistamento si sarebbe verificato alle 12 circa del 30 gennaio. Pensavamo fossero delle mongolfiere, ma la forma non era quella, è il racconto della donna. Accertamenti sono in corso, partendo proprio dalle foto diffuse dalla testimone. Fin qui dunque l'avvistamento sopra la base di Aviano. Ora l'economia, che ha rallentato, ma la recessione è scongiurata anche in Veneto, a dirlo i dati della Camera di Commercio di Treviso. La situazione è di palese rallentamento, però un po' meglio del previsto. Dopo lo shock della pandemia, dell'inflazione, della guerra, si temeva il peggio e invece l'anno si chiude sì con indicatori che indicano stazionarietà, ma non si va in territorio negativo. Complici l'inflazione record e le incertezze geopolitiche, l'economia ha rallentato anche tra Belluno e Treviso, ma il rapporto congiunturale della Camera di Commercio sull'industria allontana lo spauracchio di una recessione. Ma la cosa più importante è che il sentiment dei nostri imprenditori manifatturieri veneti, come di Treviso e di Belluno, guardano al primo trimestre 2023 con maggiore positività. 45% degli imprenditori intervistati prevede aumento della produzione, contro un'impresa su 5 che invece sconta ancora difficoltà. Stando alla fotografia scattata dal sistema camerale, alla fine del 2023 non ci sarà alcun segno meno, ulteriore recupero nel 2024. Le ultime previsioni del PIL, secondo Prometeia, vedono una crescita per il Veneto del più 0,4%, in linea anche il dato nazionale, sempre più 0,4%, sono dati migliori rispetto alle previsioni che erano state rilasciate ad ottobre e vedono poi nel 2024 una crescita del più 1,2% per il Veneto e più 0,8% per l'Italia. In questo rientra un fenomeno accelerato dalla pandemia, ovvero il ritorno di interi rami di azienda sul territorio, a loro tempo delocalizzati verso l'Oriente, Cina in primis. Un 15% ha proprio riportato in azienda, internalizzato le attività. È un dato che va a comporre quelli che gli analisti parlano di globalizzazione 2.0, mercati più incerti, più flessibili, più versatili, hanno bisogno di
reti del valore maggiormente controllate dalle imprese. Le 3 linee ferroviarie più critiche del Veneto da oggi affidate a Trenitalia, niente più pendolari di serie B, dice l'assessore regionale De Berti. È sempre stato il mio cruccio in questi 7 anni, l'ho sempre detto, era una consapevolezza, non l'ho mai nascosto, ho sempre fatto un mia culpa sulla situazione di queste 3 linee, ci tenevo a dare delle risposte anche per provare i pendolari che in questi anni abbiamo lavorato. Dopo proteste, polemiche e disagi, ora molti pendolari potranno dirsi soddisfatti. Le 3 linee ferroviarie più critiche del Veneto, la Adria-Venezia, la Rovigo-Verona e la Rovigo-Chioggia, entrano a far parte di Trenitalia, una data che l'assessore De Berti definisce storica. Un servizio più confortevole, magari più puntuale, ovviamente le criticità dell'infrastruttura rimangono, ma anche su quella la Regione è impegnata per lavorare sull'eliminazione dei passaggi a livello, quindi parliamo di treni nuovi, di una migliore comunicazione, di un viaggio più confortevole, la possibilità di trasportare bici, che questo non guasta perché ai pendolari questo serve molto, con l'inserimento anche di nuovi servizi che sono il treno a mare e il Chioggia Line, che abbiamo soprannominato Chioggia Line, e il Delta Po Link, che è un collegamento intermodale ferro-gomma con il Delta del Po per gli appassionati della bicicletta. L'azienda si è aggiudicata il bando europeo per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico, finora gestito da sistemi territoriali, per i prossimi 10 anni, con la possibilità di una proroga per altri 5 e con un rinnovamento della flotta. Già da settembre, quando iniziamo col servizio di Trenitalia, metteremo dei minuetti per dare immediatamente un'immagine differente, un servizio, un comfort differente ai nostri passeggeri, ma poi arriveranno nel 2024 7 nuovi POP e 2 nuovi treni ibridi di Stadler. Quindi ecco, decisamente cambia faccia, cambia volto la flotta. D'ora in poi dunque in Veneto ci saranno solo pendolari di serie A. Nel 2022 ci viene riconosciuta a Trenitalia di essere riuscita a migliorare molto la situazione in Veneto, e questa attenzione non ce lo dice solo la Regione, ma ce lo dicono poi i passeggeri, che sono la cosa più importante per me. Quindi noi abbiamo il 96% dei passeggeri molto soddisfatto del servizio di Trenitalia, che è uno dei valori più alti che abbiamo in Italia, in Veneto. Apriamo la pagina della cronaca con il caso delle offese razziste rivolte a un arbitro per aver fischiato un rigore, partita sospesa tra Bessica e Fossalunga. Siamo nella Castellana trevigiana, mondo dello sport indignato per quanto accaduto. Sentiamo i quali contorni si è verificato questo caso. La storia si ripete, lo stupore anche. Gli insulti razzisti colpiscono questa volta un arbitro di colore. L'episodio è avvenuto durante la partita di calcio di seconda categoria Bessica-Fossalunga. Il direttore di gara, per alcuni spettatori, è colpevole di aver fischiato un calcio di rigore verso la fine del match. Iniziano le offese dei tifosi. L'arbitro decide di interrompere la partita all'87° minuto e si ritira dopo il terzo fischio verso gli spogliatoi. Decisione irrevocabile causata da un insulto di discriminazione razziale che uno spettatore gli avrebbe rivolto dagli spalti subito dopo il pareggio degli ospiti, avvenuto dopo il penalty. Madama Cissé, nato nel 1987 in Guinea, è un arbitro della sezione AIA di Treviso dal 2016. I dirigenti delle squadre hanno riferito che la scelta del direttore di gara è stata improvvisa, senza avvisare i capitani, procedura che ogni arbitro deve rispettare e che il Bessica in parte non ha digerito. La società prende comunque le distanze dal comportamento di alcuni tifosi. Non è colpa della società Calcio Bessica o dei giocatori, perché non posso star là a attendere tutti i tifosi con la pistola. Sul risultato della gara ed eventuali sanzioni deciderà il giudice sportivo di Treviso. Adesso non so se possono togliere i punti, nel senso il pareggio, fare la vittoria a tavolino per il Fossalunga, questo non lo so, alzo le mani. So che possono chiudere lo stadio per una partita e darsi la multa. Non è la prima volta che Cissé subisce insulti per colpa del colore della sua pelle. Nel 2018 fu insultato durante la partita del Biancade Carbonera contro l'Arcade dopo aver deciso di espellere l'allenatore di casa. Indignato su quest'ultimo episodio è intervenuto il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Io oggi sono Cissé, tutto il calcio deve combattere questa forma di cultura becera che deve essere espulsa dal nostro sistema. In linea il pensiero di Giuseppe Ruzza, presidente regionale Lega Nazionale Dilettanti della FIGC. Il campo sportivo deve essere assolutamente
un luogo di divertimento e di vera inclusione. Valori questi che non devono essere minati dal comportamento di pochi esagitati. Poche ma significative le parole scritte da Cissé nel sito dell'AIA. Per me essere un arbitro ha un significato fondamentale, mi ha aiutato a integrarmi in una seconda famiglia, a crescere e a maturare. Ora posso restituire ai giovani quello che mi è stato donato, trasmettendo loro la mia grande passione per l'arbitraggio. Bufera di altro genere, politica in questo caso, per la foto che ritrae il consigliere regionale Gio Formaggio con un mitra in mano durante una visita alla Fiera delle Armi di Verona. Gio Formaggio, l'uomo con un'arma in mano. Lui è lui, non c'è dubbio che è lui, ma lo showman della politica veneta non è la prima volta che fa discutere. Provocatorio, a volte irriverente, ma sempre diretto. E in questo caso non fa eccezione. Lo scatto arriva dalla Fiera della Caccia di Verona, ma da che parte stia Gio Formaggio non è una novità. Ho contribuito a creare il poligono più grande del Veneto, ho contribuito a creare altre manifestazioni e insomma si sa da che parte sta Gio Formaggio. Gio Formaggio dice la sua e lo fa anche in diretta col direttore Luigi Bacialli, dove fa notare che non era in fiera a Verona in rappresentanza della regione in veste ufficiale e che nella foto viene ritratto con un amico. La persona che è vicino a me è Luca Munaretto, che è il proprietario del poligono di Albettone, che è anche sviluppatore di armi in beretta. In effetti nella foto c'è il proprietario del poligono più grande del Veneto, quello di Albettone, il paese di Gio Formaggio, il consigliere regionale che ha sempre partecipato alla Fiera della Caccia e che è sempre stato vicino al mondo delle armi. Il mio lavoro fuori dalla politica, vendo acciaio per la costruzione delle armi. Quindi ho fatto il militare e sa che incarico avevo. Ero aiuto artificiere con le bombe e armiere. Quindi le armi ce le ho, quindi le possiedo, so come usarle, massima attenzione, e dopo mi hanno dipinto come il mostro di Milwaukee. No, non è così, perché io non voglio che l'Italia diventi come gli Stati Uniti, dove un bambino può andare e si compra, un ragazzo va là e si compra una pistola o fa qualcos'altro. È giusta la legge che c'è in Italia, che chiunque ha problemi con la giustizia, ha problemi di mente, ha problemi di qualsiasi tipo, non può possedere un'arma. Un'arma non è per tutti, ma Gio Formaggio non demonizza le armi, anzi sostiene che al contrario vanno conosciute. E la cosa più pericolosa è un'arma in mano a uno che non la conosce. Fatto sta che Gio Formaggio ancora una volta divide e la sua foto scatena una bufera con la sinistra che insorge. Lì che le minoranze si attacchino in una maniera così, allora, uno, non ci sono problemi di legalità. Due, come ho detto agli amici oggi, capisco che avreste preferito il bacio tra Fedez e l'altro cantante, però ero alla Fiera delle Armi e viva Dio, ci sono le armi. Ora la frode fiscale invece scoperta dai finanzieri da parte di una società di Montecchio Maggiore. Le Fiamme Gialle denunciano titolare e amministratore. Montecchio Maggiore è di €500.000 il valore complessivo della frode fiscale che è stata accertata dalla Guardia Finanze di Vicenza nei confronti di una società operante nel commercio all'ingrosso di elettrodomestici. Su mandato della Procura della Repubblica di Verona, i finanzieri hanno dato esecuzione al sequestro preventivo e alla confisca di beni per un valore complessivo di oltre €100.000 nei confronti del legale rappresentante dell'amministratore di fatto della società. Le indagini avrebbero accertato un articolato meccanismo contabile che attraverso l'interposizione di società fittizie avrebbe permesso l'evasione dell'IVA dovuta attraverso l'emissione di fatture false per le operazioni inesistenti, la cosiddetta frode carosello. Duplice il vantaggio che sarebbe stato ottenuto: da una parte quello strettamente fiscale derivato dal credito d'IVA per l'acquisto di beni in regime ordinario e dall'altra un vantaggio economico che consentiva alla società di presentarsi sul mercato con prezzi più competitivi rispetto alle società concorrenti rispettose delle regole sulla concorrenza.
Infortunio sul lavoro questa mattina in una ditta di Boccon di Vo, un operaio di circa 50 anni, dipendente di un'azienda che stava effettuando dei lavori per conto dell'Enel, è rimasto ferito dalla manovra di un collega che, facendo retromarcia con un mezzo cingolato, accidentalmente gli ha schiacciato il piede. Le urla di dolore hanno subito attirato l'attenzione di alcuni colleghi che hanno contattato i numeri d'emergenza. L'uomo è stato portato in elicottero in pronto soccorso a Padova. Fortunatamente è stato dichiarato fuori pericolo. Sul posto sono arrivati i tecnici dello Spisal e le forze dell'ordine. Minaccia e aggredisce gli agenti con una siringa. È stato arrestato a Vicenza un pregiudicato. Ha estratto una siringa che aveva nascosto nelle pieghe dei vestiti, minacciando gli agenti che lo avevano portato in questura a Vicenza per identificarlo durante un controllo in cui era risultato privo di documenti. Sono riusciti a bloccare l'italiano 56enne grazie all'utilizzo del taser e arrestarlo. Dovrà rispondere dei reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo era stato accompagnato negli uffici della questura poiché poco prima in via Gorizia, durante il passaggio della pattuglia, senza alcun motivo si era rivolto agli agenti con frasi offensive. Alla richiesta di esibire i documenti di identità aveva rifiutato di collaborare, continuando a insultarli. È stato quindi fatto salire a bordo della volante e accompagnato in questura per l'identificazione. Ora un piccolo break e ci rivediamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, parliamo di Carnevale ora e dei controlli che la Guardia di Finanza ha avviato per contrastare i principali fenomeni illeciti connessi alla notevole affluenza di turisti in città, a Venezia. Oltre 110.000 articoli sequestrati tra maschere e accessori di carnevale, venduti in negozi e ambulanti situati in posizioni strategiche per il passaggio del flusso di turisti e 9 persone segnalate. È il bilancio della prima settimana di attività di controlli dei militari del primo e secondo nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza affiancati dai Baschi Verdi per contrastare i fenomeni illeciti connessi all'affluenza di turisti. In campo oltre 80 pattuglie sia in centro storico che nell'area mestrina, che hanno permesso di individuare violazioni della normativa a tutela del Made in Italy, a salvaguardia delle tradizioni di artigianalità del territorio riconosciute in tutto il mondo, sia in materia di sicurezza dei prodotti a tutela invece dei consumatori. Si tratta in parte di prodotti senza etichettatura e in parte di maschere di carnevale simili a quelle dell'arte veneziana ma con falsa indicazione del Made in Italy, pur essendo di provenienza extra Unione Europea, importati dall'Albania. Infine, dopo un intervento simultaneo in 6 negozi veneziani riconducibili a 3 persone, poi denunciate, sono stati sequestrati oltre 2.000 accessori di abbigliamento risultati contraffatti. Da Venezia a Padova, dove i pellegrini sono ritornati triplicati rispetto al 2021. Vediamo tra pochissimo il servizio. Eccolo. Sono numeri che ci parlano di una grandissima devozione verso Sant'Antonio e che ci dicono come la famiglia antoniana sia davvero molto grande. Lo scorso anno i pellegrinaggi ufficiali sono stati 959, 233 i gruppi italiani sono aumentati di 2 volte, 726 gruppi stranieri che invece sono quadruplicati. Insomma, oltre 42.000 pellegrini hanno raggiunto la città, spinti da una grande devozione verso Sant'Antonio. Non sono ancora i numeri che noi conoscevamo prima del Covid, ma ci dicono di un ritorno certamente ad una normalità che noi abbiamo tanto desiderato e che pur nella sua ordinarietà ci parla di un prodigio. Ecco, forse mai come adesso possiamo dire che la quotidianità, la normalità è un grande dono di cui poter ringraziare il Signore. Domenica un altro grande appuntamento per i pellegrini, la festa della lingua del santo, per ricordare quando 30 anni dopo la morte di Sant'Antonio, aprendo il suo sepolcro, San Bonaventura riconobbe tra i resti la lingua completamente integra. In quella circostanza San Bonaventura compone e pronuncia una preghiera che benedice la lingua del santo per il fatto che essa ha benedetto il Signore e che ha spinto tante altre persone a benedire a loro volta. Credo che sia un bel segno anche per oggi. Tante volte si cita la nostra lingua perché viene usata male, per dire male, invece può essere anche uno strumento di lode, di benedizione.
Domenica in Basilica saranno celebrate 2 messe solenni alle 11, quella presieduta dal delegato pontificio Monsignor Fabio Dalcin e la seconda alle 18, presieduta dal ministro provinciale Brandinelli. Al termine di quest'ultima ci sarà una processione con la reliquia del mento accompagnata da una preghiera di affidamento corale al Signore. Ora parliamo di San Valentino, festa degli innamorati, andiamo a Bassano del Grappa. È un omaggio agli innamorati, alla città di Bassano e ai suoi alpini, questa statua dal titolo Il bacio ai piedi del Ponte Vecchio, un luogo in cui molti si sono fermati oggi nella giornata di San Valentino. È una giornata per tutti gli innamorati, quindi noi ci troviamo qui da un paio di mesi, io sono siciliana, quindi per me è sicuramente un bel momento da vivere. È bello festeggiare l'amore? Sicuramente la cosa più importante della vita, no? L'amore. Dal 2010 questa statua omaggia l'amore, gli alpini e la città a Bassano, un'immagine plastica che riecheggia la celebre canzone. Noi ci daremo la mano e tu un bacino d'amore. Molti oggi, proprio qui, hanno celebrato l'amore. Rappresenta l'essenza dell'amore e poi la città degli alpini è ancora più simbolica. Ha un significato forse anche in questo tempo di guerra, un uomo che parte per il fronte e lascia non solo la sua donna, anche la famiglia a casa. Che cosa le evoca questo? Evoca ricordi storici per noi qui, la prima e la seconda guerra mondiale, ma adesso soprattutto con la guerra in Ucraina, insomma. Anch'io se mio marito dovesse partire per il fronte, insomma, avrei un sacco di preoccupazioni. Questa è una statua che evoca anche speranza. Da quanto siete sposati? 61 anni, 61, 61 e siamo innamorati ancora. Siamo ancora insieme. I 54 anni di matrimonio sono stati i migliori della mia vita. Come ho detto, le donne sono straordinarie. E qua ne ho una eccezionale io. Siamo qui apposta proprio per dedicarci un po' di tempo. Bassano è una cittadina veramente romantica, è molto piacevole venire a fare delle passeggiate qui. La statua del signor Morlin di Nove, l'artista Severino Morlin, è molto gettonata, la gente la richiede. Ascolti, lei ha voglia di cantarci un po' la canzoncina, se la ricorda? Sono stonato. È tutto, grazie per essere stati con noi. Tra poco l'edizione di Venezia, adesso le previsioni del tempo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo. Alta pressione ad oltranza, prosegue la lunga fase stabile sul nostro territorio. Il dettaglio di mercoledì 15 febbraio. Sul Veneto non si verificheranno precipitazioni, sulla pianura e nelle valli prealpine possibili varie nebbie, in dissolvimento di mattina e nuova formazione di sera, altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature con andamento piuttosto irregolare, minime tra -1 e 2 gradi, massime invece tra i 9 e gli 11 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, cielo in prevalenza sereno anche qui, non si escludono delle parentesi un po' più nuvolose in giornata, ma insomma senza conseguenze. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole con cielo sgombro da nubi. Temperature minime intorno a -1-3 gradi, massime sui 13-14 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.